Un presepe che abbraccia con lo sguardo incantato il lago Modeo e regala magiche emozioni. È stata questa la location scelta dal gruppo sportivo amatori di Carlo Spanu per il campionato regionale della montagna 2022. Domenica a Sorradile, piccolo paesino di 350 anime nel cuore del Barigadu, erano oltre una cinquantina gli specialisti scalatori decisi a portarsi a casa la maglia di campione sardo. I migliori scalatori sardi sono di scena a Sorradile per il campionato regionale della montagna. Sì, è un evento importante, quest'anno la federazione ci ha assegnato questa bellissima gara, è una gara che parte dai 100 metri per arrivare ai 6,70, pertanto è abbastanza movimentato il percorso ondulato. Ci sono i migliori, tra cui l'uscente, Andrea Lovicu, e anche i più bravi della zona di Cagliari e quella di Sassari. Pertanto sarà senz'altro una bellissima gara. Abbiamo un'ottima collaborazione da parte di tutto il paese, scorte tecniche e tutte le persone che ci sono venute incontro. Dislivello importante, si arriva a 1100. 1100 di dislivello, si parte da Bidoni per arrivare ai 670 di Neoneli e Ardauli. Da Ardauli c'è una discesa tecnica e pericolosa dei 6 km che va sui tornanti, per tutti i tornanti, pertanto raccomandiamo ai corridori la massima prudenza. È molto tecnica, però è anche pericolosa. Sarà la nostra cura a gestire queste cose. Occasione ghiotta infine per conoscere questo borgo di 400 anime arroccato sul lago Modeo. Il programma, se tutto va bene, la programmeremo per il prossimo anno per un altro evento così importante, potrebbe essere una gran fondo toccando anche i più punti. Il posto è bellissimo, la location anche dove faremo le premiazioni è bellissima, sul lago, e pertanto abbiamo tutte le comodità. A Sorradile sul lago Modeo, vi ringrazio per la partecipazione, mi raccomando, in bocca al lupo, siate prudenti, la strada è abbastanza buona, il percorso credo che sia abbastanza facile, voi da campioni sardi siete particolarmente graditi in questa comunità. Vi aspettiamo anche per gli altri appuntamenti, perché abbiamo i cammini non solo dello sport, del tempo libero, del teatro e quindi anche delle chiese rurali che sono attorno al lago, 15 chiese rurali, quindi un bene archeologico, identitario, architettonico di grande spessore. In bocca al lupo, adesso vi ringrazio ancora. Dopo la partenza, durissima, l'impresa si rivela da subito delle meno agevoli. Il tracciato di 27 km, da ripetere 2 volte, ha un dislivello di ben 1150 metri, che, complice il caldo, mette a dura prova le abilità degli specialisti. Nel primo giro il gruppo procede compatto, con qualche sfilacciamento all'ingresso di Nughedu Santa Vittoria. Per tutti da prestare attenzione soprattutto alle discese, tecniche ma soprattutto capaci di portare i ciclisti a velocità sostenute. Costanzo, tra i papabili della vigilia, ha un problema tecnico nel lungo rettilineo che anticipa il nuovo ingresso a Sorradile. Ne approfittano i fuggitivi, un quintetto composto dal solito Andrea Lovicu, Eros Spiras, Filippo Capone, dalla new entry Antonio Marongiu e da quella Andrea Pisanu, che sembra avere la gamba giusta per provare ad arrivare fino in fondo.
Il quintetto di specialisti consuma all'unisono in circa 48 minuti il primo dei due ingressi in paese, poi a Neoneli è alternanza e collaborazione tra i 5. È nelle ultime salite, prima dell'ultima impegnativa discesa, che si accende un'autentica bagarre. I ciclisti salgono spesso in piedi sui pedali per non perdere posizioni. Ne esce fuori un entusiasmante braccio di ferro che premia nel finale l'itirese Andrea Pisanu. Dietro, a ruota, secondo posto per Aerospiras, terzo per il campione uscente Andrea Lovicu. Beh, questa volta non sono intervenuti i crampi a rovinare la partita. Niente, siamo arrivati alla fine assieme in 4, in 5. Tutti scattavano per fare la differenza, ma eravamo tutti un po' sullo stesso livello. Poi mi ha premiato la volata, non so ancora neanche con che energia, però è andata bene anche questa volta. Anche questa volta le salite, l'ultima ad esempio sul lago, forse è una delle più complesse? Una delle più complesse, ma non aiutava gli scalatori perché arrivava subito dopo una discesa e quindi bisognava avere già le gambe cariche, che è una lotta più da passista, da corridore di potenza, quindi mi sono dovuto sistemare un po' limando il più possibile, poi ho tenuto fino alla fine ed è andata bene, meno male. Titolo regionale che premia l'impegno e cos'altro? Ma penso la voglia di non smettere, il tempo è sempre di meno, riesco a fare una novantina, un centinaio di chilometri in tutto l'arco settimanale. E riuscire a ottenere questi risultati la domenica per me è la cosa più bella, vuol dire che oltre all'allenamento c'è anche premia anche la passione, la costanza e la voglia di fare. Venivo dalla vittoria di sabato scorso e oggi mi sono presentato al campionato sardo della montagna, nonostante non sia proprio la mia specialità, in quanto non sia uno scalatore puro, era giusto onorare la competizione e niente, sono soddisfatto di questo risultato. Sono arrivato secondo in volata appunto ad Andrea, che è uno degli scalatori più forti in Sardegna, quindi onore al vincitore. Anche in questo caso le discese sono stati un aspetto complesso del menù di questa gara. Sì, oggi erano delle discese veramente tecniche e a tratti anche con delle buche, quindi non era semplice stare, diciamo, nella propria linea e cercare un attacco, quindi abbiamo preferito stare tutti compatti e poi giocarcela in salita. Secondo, terzo posto consecutivo. Sì, ancora nel podio. Oggi non era una giornata particolarmente brillante, ho sofferto forse la tensione, non lo so, però non ero, diciamo, al 100%. È stata una bella fuga, eravamo i 5 che avevo preventivato, abbiamo fatto dal secondo giro in fuga con un buon accordo e poi in volata mi sono mancate le gambe negli ultimi 200 metri, ho provato a lanciare la volata un po' lunga per anticipare, ma mi sono mancate le gambe, quindi bravissimi i primi due. Sì, il panorama la dice alla lunga, un'occasione veramente ghiotta per far vedere e conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti, coniugarlo con lo sport forse è stata la migliore occasione. 400 abitanti, il paese è sempre in via di spopolamento, però si punta sempre a crescere a livello turistico, a livello di prodotti di nicchia, in modo tale che ci sia un'offerta legata sempre più alle persone che arrivano da fuori e che si spera che vengano anche qualcuno a vivere, a popolare di nuovo il nostro comune, i nostri comuni.